Buongiorno da Loreo. Durante la cerimonia di apertura del Ponte Rantin a Loreo, la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, ha illustrato una visione ambiziosa per il futuro del Tartaro Canalbianco. Il progetto riflette l'impegno della Regione Veneto verso una mobilità innovativa e sostenibile, in linea con le sfide del futuro. Un evento importante qua tra Loreo e Rosolina, si inaugura questo ponte, un ponte in un progetto importante per rendere fluviale il Tartaro Canalbianco. È un progetto che la regione, alla quale la regione crede moltissimo, o sbaglio? Sì, beh, l'abbiamo realizzato, quindi sicuramente ci crediamo, ma crediamo in tutto quello che è il sistema e il potenziale della navigazione interna. Lungo il percorso del Fissero Tartaro Canalbianco ci sono dei colli di bottiglia su cui stiamo lavorando con infrastrutture venete per eliminarli. Un investimento complessivo tra tutti gli interventi di 78 milioni di euro, giusto a dire quanto importante e quanto strategico è questo territorio per lo sviluppo di un modo di trasporto veramente sostenibile. Oggi abbiamo inaugurato il Ponte Rantin, che è una delle criticità che io ho trovato sulla scrivania quando sono arrivata in Regione, un investimento di 5 milioni e 400 mila euro, in parte finanziato con fondi regionali e l'altra parte con fondi europei. Una grande festa, una Santa Lucia veramente importante per tutto questo territorio, l'abbiamo visto anche dalla numerosa presenza dei cittadini. Ecco, lei ha sottolineato tanti investimenti, più di 70 milioni di euro in Polesine che qualcuno diceva dimenticato dalla regione, Non è invece, vero. appunto, invece. No, io dico no, il Polesine non è assolutamente dimenticato dalla regione, bisogna puntare a riqualificare, mettere in sicurezza quelle infrastrutture che sono strategiche per il territorio e poi anche collegarlo ovviamente al resto della viabilità più importante. Ricordo che per il Polesine con il Ministero abbiamo portato a casa un grande risultato che è quello della progettazione del collegamento tra la 434 e quella che sarà la nuova variante della Romea, un investimento strategico molto richiesto dal territorio, il finanziamento diciamo, della progettazione è un grande risultato perché una volta fatta la progettazione e individuato quanto costa l'intervento si potrà portare avanti la battaglia per le risorse per poterlo Quindi ci realizzare. state lavorando molto in regione su Sì, ci questo. stiamo lavorando molto e ci crediamo anche molto perché la variante alla Romea con il collegamento alla 434 potrebbe diventare veramente il progetto strategico ma soprattutto importante nel futuro della regione. Ecco, l'assessore De Berti ha detto 3 eccellenze ci sono nel Veneto, delle partecipate della regione, ha messo la vostra. Sì, Quanto è importante lavorare in sinergia con la regione Veneto, in questo caso, e anche con l'assessore De Berti? fondamentale perché noi siamo il braccio operativo della Regione Veneto e sulla base degli obiettivi e dei programmi che ci vengono assegnati dalla Regione in forza dell'oggetto sociale della società dobbiamo assolutamente lavorare in collaborazione e questo è fondamentale sia con la parte politica e anche con la parte tecnica perché insieme riusciamo ad avere la visione complessiva e a coordinarci affinché non vi siano intoppi durante lo svolgimento delle varie attività. Lei ha presentato veramente tanti progetti su questa parte del Veneto che molto spesso si diceva dimenticata. Si parla di investimenti di qualche decina di milioni di euro importanti. È una strategia che vede sviluppata anche in altre zone o c'è un occhio di riguardo, detto da polesano come sono io, a questo territorio? Allora, c'è sicuramente un occhio di riguardo a questo territorio perché è fortunato in quanto su questo territorio passa un'idrovia che appartiene alla rete TEN-T europea, il corridoio mediterraneo. E questa idrovia, il Fissero Tartaro Canalbianco, Po di Levante e Po Brondolo, è individuato come una infrastruttura su cui far navigare imbarcazioni per trasporto merci. Gli obiettivi dell'Unione Europea impongono per il 2030 un incremento del 25% del trasporto idroviario e quindi investire per l'eliminazione di queste criticità, i noti colli di bottiglia, porta ad incentivare questa modalità di trasporto. In altri territori regionali
merci, oggi si sta puntando prevalentemente sulla navigazione fluviale diportistica e quindi concentrata verso il turismo. Non anche nel Polesano si pone attenzione a questa tipologia di investimento, in particolare sul Delta del Po, attraverso investimenti di realizzazione di pontili, attracchi e vari per imbarcazioni. Però oggi abbiamo presentato degli interventi che impongono e che portano anzi a un incremento del trasporto merci su questa infrastruttura.